Tutti sapevano e nessuno sapeva. I non ricordo sono il ritornello di questo lungo processo per il crack della Banca Popolare di Vicenza, tornato temporaneamente a Palazzo di Giustizia a Vicenza, causa lavori all'aula bunker di Mestre. Continuano a sfilare i testi dell'accusa tra imprenditori e funzionari dell'ex banca che in quegli anni, dal 2009 al 2015, hanno comprato o piazzato azioni dell'Istituto di Credito Veneto ed in particolare le cosiddette baciate. Ad aprire la giornata è Luca Ferrarini, imprenditore emiliano nel settore degli insaccati e dell'agroalimentare, oggi con le aziende in concordato, dopo che Banca Intesa gli ha chiesto di rientrare del debito finanziato a suon di acquisizione di azioni di BPV e Veneto Banca per milioni di euro. Noi avevamo dei rapporti con la Banca Popolare di Vicenza. Ma lui Zonin lo avrebbe incontrato solo a qualche cena, il tutto avveniva tramite i direttori di filiale, finanziamenti e azioni che, come testimoniato da funzionari di banca, direttori di filiale, proponevano a grossi imprenditori in base ad una linea d'azione che, secondo i testi, arrivava direttamente solo dall'ex direttore di BPV Sorato e da direttori di mercato come Giustini. L'ex presidente Zonin, con lui ci sarebbero stati solo incontri o qualche riunione o cena. Diciamo che non viene dimostrata in alcun modo la piramidalità delle decisioni. Tutto si ferma a un certo livello, che è quello della dirigenza. La verità a proposito di questa domanda si saprà se e quando verrà sentito come testimone Sorato e a seconda di quello che lo stesso intenderà dire. Se ci sarà una prova nei confronti del Presidente, questa prova regina verrà fornita dal signor Sorato. E c'è chi attende la deposizione di altri testi. Ci saranno dei testi che finora non sono arrivati, che non possono non sapere come veniva proposta la delibera, perché una delibera propone un finanziamento. Chi decideva cosa scrivere nel finanziamento?